buongiorno a tutti e a tutte. Oggi ci incontriamo con la gentilezza e la cortesia del dottor Enzo Merler, che è venuto qui alla sede CIR di Vicenza, disponibile a rispondere a qualche nostra domanda in merito alle emergenze del processo PFAS. Il dottor Enzo Merler è medico del lavoro, epidemiologo, già responsabile del registro veneto dei mesoteliomi. È stato consulente della Regione del Veneto in merito alla vicenda dei lavoratori della ex Miteni di Trissino. Ci vuole parlare prima di tutto, dottor Merler, dell'incarico svolto per la Regione del Veneto sullo studio della mortalità per i lavoratori della ex Miteni? Sì, buongiorno. Su commissione della Regione Veneto, io insieme con il mio gruppo di lavoro, allora agganciato all'unità sanitaria locale 6, abbiamo fatto due valutazioni, due approfondimenti. Uno per raccogliere informazioni e fare una valutazione sulla mortalità dei dipendenti che sono passati, che sono stati al lavoro almeno 6 mesi nell'azienda Miteni da metà degli anni 70. La seconda, una valutazione di quale è stato il livello di concentrazione misurato nel sangue dei 2 perfluorurati, gli unici che la Miteni faceva misurare, e sui dati disponibili dal 2000 in avanti come risultato della sorveglianza sanitaria che svolgeva il medico competente, il dottor Costa. E le due valutazioni in parte sono servite insieme perché grazie ai dati di intensità dell'esposizione come ricavabili dai valori nel sangue, noi abbiamo potuto capire, stimare qual è stata la concentrazione di esposizione e quindi classificare i lavoratori in azienda per tutto il gruppo delle persone, indipendentemente dal fatto che avessero fatto esami, che ha lavorato almeno 6 mesi. E per queste persone abbiamo ricostruito che mansione svolgevano, quanto sono stati in azienda e confrontato il loro profilo di mortalità con 2 popolazioni, quella della Regione Veneto e quella di un'altra azienda vicina, che è l'Officina Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato. Quello che risulta da questa valutazione doppia è che le concentrazioni nel sangue sono state molto elevate, molto impegnative. Sono state misurate inizialmente su piccoli gruppi di lavoratori, quelli alla produzione dei perfluorurati, poi un po' allargate. Nel 2016 l'unica volta è stata misurato su tutti i dipendenti presenti e nel 2016 la produzione di queste sostanze in azienda Miteni era già cessata da anni, per capirci. Quindi è stata una sorveglianza sanitaria che è valutabile criticamente, in senso non positivo perché ha permesso di discutere di intensità, ma i livelli trovati sono molto particolari. Per esempio, rispetto ai livelli nelle fabbriche americane, si tratta di livelli 1, 2, 3, 4 volte maggiori. E diversi dipendenti della Miteni hanno raggiunto dei livelli di concentrazione che davvero potremmo definire totalmente esagerati, stratosferici, il che è indicativo di una situazione molto difficile in azienda da un punto di vista igienistico. Da notare che questa situazione intorno al 2010 l'azienda incomincia a produrre un altro perfluorurato, il CC604. Dopo qualche anno fa fare delle valutazioni della concentrazione di questo nuovo composto a catena corta e anche lì viene fuori, chiamiamolo così, un disastro.
nel senso di valori assolutamente elevati che sono indicativi di condizioni di esposizioni non adeguate. A questa concentrazione nel sangue, quello che c'è è che si accompagna dentro la valutazione, guardando la valutazione della mortalità, si accompagna ad una dose disposta, cioè più sei esposto in azienda miteni, più hai un profilo di mortalità negativo. Negativo cosa vuol dire? Vuol dire che ci si aspetta che persone che lavorano all'aperto in un'industria chimica, sono operai qualificati, abbiano un profilo di mortalità in generale migliore della popolazione generale, ma questo non risulta confrontandoli con la Regione Veneto, ma soprattutto non risulta rispetto all'altra popolazione lavorativa, quella dell'Officina Grandi Riparazioni. Cosa voglio dire? Che se entri in Miteni sei sicuro di morire di qualche cosa, di una serie di malattie con una frequenza maggiore, e che questo ti accorcia la vita rispetto ad un dipendente dell'Officina Grandi Riparazioni di Vicenza. Non è un profilo buono. Questo deriva da più cause di morte, una in particolare assolutamente imprevista, un numero, i numeri di cui stiamo parlando sono modesti, perché in totale sono passate circa 500 persone che hanno lavorato più di 6 mesi. Però, per esempio, ci sono 7 suicidi, un numero irragionevole rispetto al profilo normale di una popolazione lavorativa. E poi c'è un aumento di mortalità per cause che si vedono aumentare in funzione dell'esposizione, e che sono le cirrosi epatiche, i tumori epatici, i tumori ematologici. Naturalmente su 400 persone si parla di numeri di piccola entità, però questo è indicativo del fatto che avere finalmente fatto una valutazione sulla mortalità di questa azienda permette di capire che questa non era una situazione sotto controllo e positiva.